escludendo la poesia, se costringe parole senza senso per rendere onore al verso, le arti sono lo specchio, talora concavo, talora convesso, del pensiero che l'autore ha di se stesso. Nel caso del pittore, di come si vede o si sente fisicamente o mentalmente. Proviamo a dimostrarlo con Tiziano, figlio di Lucia, e Gregorio Vecelli, cadorino, nato attorno al 1477. Dai monti scese a Venezia ad imparar disegno da Zuccato, Gentile e poi Giovanni Bellini. La sua opera prima, del 1502, fu La Pala Pesaro, oggi ad Anversa. Poi con Giorgione lavora nel fondaco dei tedeschi e la facciata di San Bartolomeo. La peste uccideva Giorgione nel 1510, mentre lui, rifugiatosi a Padova, affrescava la scuola del Santo. Passata la paura, tornò ed il Gran Consiglio lo nominò pittore ufficiale della Serenissima Repubblica. Poi cominciò la giostra. Ferrara degli Estensi, Mantova per i Gonzaga, Urbino per i Montefeltro. Di tanto in tanto finiva una commessa da Venezia. Nel 1518 l'Assunta, poi San Cristoforo a Palazzo Ducale ed ai frari la Pala Pesaro. Nel 1530 muore Cecilia, moglie amata, mai sostituita. La fama aumenta. Dipinge Solimano, Francesco I, Carlo V, l'amico aretino, e prima di entrare in Vaticano conclude nella Scuola della Carità la presentazione al Tempio e in quella di San Rocco, monopolizzata da Tintoretto, l'Annunciazione. Per il Farnese dipinse Paolo III ed i nipoti e per ritrarre Carlo V a cavallo fu costretto ad andare ad Augusta, ove incontra Luca Cranach il Vecchio. Il cumulo di lavoro che gli commissionò Filippo II, tra cui ci piace Venere ed Adone, finì per divenire il suo tumulo. Filippo ordinava molto e pagava poco e malvolentieri. La devozione di Tiziano verso Filippo rasenta la cortigianeria se consideriamo che la sua ultima opera, La Pietà, che ormai malato di peste voleva per il suo sepolcro, finì a Filippo l'Avido. Cercò di sconfiggere la peste nel Cadore, ma ogni transito era vietato dall'autorità. Morì nella sua casa a San Canciano il 27 agosto del 1576 e riposa in Santa Maria Gloriosa dei Frari, dove la sua Assunta troneggia. Della sua indole qualcosa già è emerso. Competitivo, specie con Tintoretto, che gli soffiò in velocità la scuola grande di San Rocco, e con il Pordenone, che lo sostituì per breve tempo, ma troppo per l'orgoglio cadorino, nel titolo di pittore serenissimo. Amava il denaro. Per esso era disposto a non rispettare gli impegni. Rincorreva la gloria e non si peritava di domandar benefici e pensioni per sé
e i suoi figli e non faticava a trovar nemici, quali Giorgione, dopo i lavori al Fondaco, Pordenone e ovviamente Tintoretto. Tra gli amici, pochi. Palma il giovane, troppo insignificante per invidiarlo. Sansovino era solo un architetto. E l'Aretino, che trovò modo di canzonarlo con arguzia. Viva il Veceglio, da che apprezza più il buon nome che la grande grandezza. Prima di sondare i suoi autoritratti, guardiamo come gli altri lo vedevano. In una litografia il Dusi lo inserisce con un committente, la figlia Lavinia ed il figlio Pomponio. Fu infatti un padre premuroso, oltre che sposo onesto, e la sua tirchiaggine forse era per assicurare un futuro sereno ai figli, più che per accumular denaro. In Un acquaforte di Van Dyck lo vediamo posar la mano sul ventre di una donna gravida. L'età avanzata di Tiziano, il teschio del memento mori, lo sguardo preoccupato della donna ci fanno supporre che il gesto affettuoso fosse rivolto a Lavinia, sua figlia, ed al nascituro, nipote. Dopo 6 parti, Lavinia morì e la composizione può alludere al presagio di lei. In una xilografia, il cui autore ci è ignoto, è in piena forza, con collana a doppio giro, pesante ma non per le sue possenti spalle. Dovevano esserlo davvero, per regger viaggi, disagi, resistere a contagi, sopportare per quasi 90 anni la fatica di un lavoro intenso, e sarebbe ancora vivo se non fosse stato intrappolato per burocrazia sanitaria. Un berretto di lana in testa, la fronte incisa da rughe, le orecchie sporgenti, le pupille dilatate, quelle del miope, la bocca piccola, ha già parlato, la testa infossata tra le spalle fa pensare che la medaglia sia stata stampata ad imperitura memoria. Nelle nozze di Cana, al Louvre, tradizione vuole che sia Tiziano a suonare il basso, figura peraltro simile al convitato, ultimo a destra di Gesù. A tavola, a capo scoperto, che conversa con Paolo Veronese, autore dell'opera, dipinta quando Tiziano era ormai prossimo alla morte. Forse un omaggio all'età e al vigore del vecchio maestro. Anche nel Convitto di Levi, all'Accademia di Venezia, si nota egual figura, drappeggiato in verde, che pare spiegare, presumiamo a Veronese, con penna tra le dita e carta, sulla mensola, come inquadrare la scena. Un docente che non accetta repliche è incarato. Sansovino gli rese omaggio nella testina in basso a sinistra insieme all'Aretino nel mezzo, mentre sdraiato legge e se stesso dalla parte opposta. Ma come si vedeva Tiziano? Con gli occhi fermi e decisi con cui dipinse il vanaglorioso figlio di Giovanna la Pazza? Oppure Carlo V pronto a por mano allo scacciamosche? Che di Paolo III evidenzia l'arguzia compiaciuta del potere e che Jacopo Strada, un orafo mantovano incisore di monete, autentiche contraffazioni delle antiche, per celebrare
duchi di Baviera ed imperatori asburgici per rimpinguare il proprio forziere, prendendosi per modello l'ego di Tiziano, esulta nello sfoggiare ricchi panni, collane coralline, naso aquilino ed occhi diffusi di luce. Ma lontani, assorti altrove, un sé immerso nel buio, ove alcun eco di voce umana risuona. Nel ritratto del Prado, l'assenza di ogni indizio esterno che possa raccontare di sé, delle sue passioni, del suo pensare, viene allontanato. Solo volto e mano ci consente di vedere, ed un pennello. La sua presenza riempie lo spazio, assorbe ogni luce, il resto è insignificante, il silenzio è impenetrabile. Ciò che di lui si mormorava gli è indifferente. Vanità eccellente. Qualcuno si chiederà, ed il profumo? Domanda appropriata. Sappiamo che Tiziano dipingeva a tempera e poi aggiungeva il colore ad olio. La tecnica dell'olio era d'origine fiamminga ed è risaputo che si può ottenere dai semi più svariati di frutti e fiori, per cui, annusando, forse con tranquillità, queste nature vivificanti, qualcuno potrà avvertirne la fragranza.